Siamo giunti quindi alla quinta corsa: Ecuador CR, Euphoria Rock, Ercole Ferre, Twile Wise, Explosive Jump LF, Instinct Griff in prima fila, Ennio Griff, Eva dei Greppi in seconda, favori per Ennio Griff numero 7, macchina che accelera. In partenza vediamo la velocità di Euphoria Rock che va subito a condurre nei confronti di Ercole Ferre che si accoda. Più indietro in terza posizione cerca di sistemarsi Etoile Wise AS e lo fa. Numero 8 Eva dei primi 200 metri in 15,6 intanto. E ricordo corsa sul doppio chilometro, lascia la terza posizione proprio Etoile Wise per anticipare la progressione di Explosive Jump e di Ennio Griff che formano il treno esterno in questo momento. Intanto al comando si mantiene Euphoria Rock su Ercole Ferre e Twile Wise S invece che sbaglia. E Twile Wise S all'esterno sbaglia e così numero 4 Etoile Wise AS di mezzo una delle possibili protagoniste. E al comando rimane Euphoria Rock che ha completato intanto gli 800 metri in 1, 2 e 4 e il chilometro in un tranquillo 1,18 e 4. All'esterno allora c'è Einstein Griff che si propone, si trascina Ennio Griff, lungo la corda è sempre Ercole Ferre, poi lungo lo steccato Ecuador CR per il momento chiuso, al largo c'è anche Explosive Jump LF e il gruppo è chiuso da Eva dei Greppi. Intanto un altro parziale ora in 15,3, insiste Einstein Griff all'esterno, attacca quando mancano 550 alla conclusione. Più indietro cerca di progredire anche Ennio Griff che però confonde il passo e sbotta di galoppo. Numero 7 Ennio a 400 Griff, dalla conclusione, dunque l'errore di Ennio Griff e così Euphoria Rock e Einstein Griff alle prese a 300 dalla conclusione. Prova a inserirsi anche Ercole Ferre, vediamo intanto che Einstein Griff sta superando Euphoria Rock all'ingresso addirittura d'arrivo, gran prestazione per il momento di Einstein Griff che è in vantaggio a 100 dal palo, deve vedersela però con l'arrivo a centropista di Ercole Ferre che nel finale li impegna, ma sul traguardo vince ancora il numero 6 Einstein Griff, Luca Lovera che se la guadagna tutta. Era uno degli estremi outsider del campo, a 21 si giocava Einstein Griff, ma se l'è guadagnata tutta con 2 giri scoperti all'esterno per piegare Euphoria Rock e poi controllare il buon finale di Ercole Ferre che è secondo ed Ecuador CR che finisce al terzo posto lungo la corda. 6-3-1, questo l'ordine d'arrivo probabile con Einstein Griff che Luca Lovera porta un bel successo. Il training è quello di papà Marino Lovera per conto dell'allevamento Il Griffone.